sul tetto di un palazzo abbandonato di Legnaro per scattarsi selfie estremi, 6 studenti universitari denunciati per la pericolosissima bravata. 270 metri cubi di materiali inerti interrati e scoperti nel 2015 durante lo scavo della trincea della Pedemontana a Trissino. I sacchi hanno allarmato i residenti, scatta la rimozione. Sicurezza continua con successo nella Marca il diffondersi della vigilanza autofinanziata dai cittadini. A Treviso l'esperimento pronto a sbarcare nei quartieri. Più posti di lavoro che medici, la situazione in alcuni reparti della sanità veneta come anestesia e pediatria, in arrivo 2 maxi concorsi regionali. Gli alpini veneti si preparano alla 92esima durata nazionale a Milano che celebra il centenario dell'ANA. Sport volley, le Pantere del Moco Conegliano vincono il 3° scudetto della loro storia battendo Novara anche in gara 3, festa in città, fra 10 giorni la finale di Champions. Chiude la grande mostra il trionfo del colore a Vicenza, a Palazzo Chiericati con numeri da record per il capoluogo berico. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno, ben trovati. La prima edizione dei nostri telegiornali, la cronaca in primo piano è la cronaca di un dramma sfiorato. Purtroppo la cronaca ci ha raccontato negli ultimi tempi delle bravate di giovani ragazzi che scattano selfie sui binari, ad esempio, dei treni, ma c'è un'altra moda purtroppo, è quella dei selfie ad altezze molto pericolose, come la bravata di 6 studenti universitari nel Padovano. 6 studenti universitari sono stati denunciati dai carabinieri per invasione di edificio. I 6, 3 ragazzi e 3 ragazze, tutti fuori sede, provenienti 2 dal Trentino, 3 da Mantova e 1 da Vicenza, di età tra i 18 e i 24 anni, hanno deciso di salire fino a 40 metri d'altezza nell'edificio che ospitava un'azienda e ora abbandonato, a Legnaro, non lontano da Agripolis. Una volta saliti in alto, i ragazzi si sono scattati alcune foto e selfie, ma non hanno fatto i conti con un passante che ha chiamato il 112. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto hanno sorpreso i 6 studenti ancora nell'edificio. Hanno cercato di giustificarsi, ma alcuni loro scatti erano già stati pubblicati sui social network. Adesso per parlare di sicurezza e per parlare di un piano che Poste Italiane starebbe attuando proprio per evitare i continui assalti ai postamat. Gli ultimi li abbiamo raccontati proprio qualche giorno fa in tutta la Marca, ma anche nel Veneziano. E proprio nel Veneziano della Marca ci sarebbe questo piano in azione per evitare gli assalti ai postamat, ovvero chiudere gli sportelli automatici fuori dall'orario, diciamo, di apertura degli uffici postali. È così, Filippo Fois, ce lo racconti da Venezia, vero? Sì, buongiorno da Venezia. La notizia, per quanto abbiamo potuto appurare con Poste Italiane, al momento non è né confermata né smentita, ma i postamat, anzi, potrebbero essere aperti d'ora in poi solamente durante gli orari d'ufficio. Una nuova disposizione che partirebbe dal territorio dell'area metropolitana di Venezia e della provincia di Treviso e che in futuro potrebbe estendersi anche ad altre località della regione. Una decisione estrema che sarebbe stata presa a causa dei continui assalti a postamat che si stanno verificando nella nostra regione. Quello degli ultimi mesi è un autentico bollettino di guerra tra Padova, Treviso, Rovigo, Venezia, ma un po' tutto il Veneto alla fine è stato colpito da questa serie di raid che spesso, bisogna dirlo, non fruttano granché in termini monetari ai ladri, però provocano ingenti danni alle strutture, si tratti di assalti con l'esplosivo o con trapano e cacciavite. A questo proposito, per l'appunto, la decisione che dovrebbe entrare in vigore prossimamente per Venezia e Treviso da parte di Poste Italiane è sicuramente una decisione che farà discutere, perché in alcuni paesi il postamat è l'unico punto di prelievo di denaro e anche per una perdita di servizio da parte delle poste che potrebbe avere conseguenze sui risparmiatori, quindi sulla clientela. Per ora da Venezia è tutto, vi restituisco la linea.
Grazie a Filippo Fois, vedremo allora se questo piano verrà definitivamente ufficializzato o meno da Poste Italiane. Peraltro, lo dicevamo, uno degli ultimi assalti proprio nel Trevigiano a Roncade. Nella Marca i furti, ahimè, continuano anche nelle abitazioni, ma intanto ci sono anche numerosi furti sventati nelle zone che hanno aderito alla cosiddetta vigilanza autofinanziata, che sta avendo sempre più successo e nella Marca sta per sbarcare anche a Treviso, nei quartieri di Treviso. Banditi ancora in azione nella Marca. Tra sabato e domenica a Biancade è stata fatta esplodere la cassa esterna delle poste, che era però vuota perché da qualche giorno fuori servizio. Malviventi dunque rimasti a mani vuote. Ma nel mirino dei soliti ignoti anche le abitazioni, con furti tentati come ieri sera a Merlengo di Ponzano o colpi andati a segno come accaduto nella notte tra venerdì e sabato ad Osson. In questo caso i malviventi, dopo aver forzato la finestra di un appartamento al primo piano, si sono introdotti in casa mentre la proprietaria era fuori. Spariti una macchina fotografica, un giubbotto, i documenti personali, una carta prepagata e un braccialetto. Immediata la denuncia ai carabinieri e forte nella giovane proprietaria la paura per aver visto violata l'intimità della propria abitazione. Situazioni che si ripetono nella provincia e che portano sempre più persone a voler aderire all'iniziativa dell'associazione Furti in Corso della vigilanza privata autofinanziata. 5 i comuni nei quali il progetto è partito, molte le richieste che stanno arrivando anche da Treviso. In procinto di partire abbiamo i quartieri di Treviso, quindi piuttosto che San Lazzaro, San Giuseppe e San Zeno. Positivo il bilancio di questi primi mesi di servizio di vigilanza. È riuscita anche solo con il passaggio e quindi con il faro a far fuggire delle auto sospette o anche delle persone viste scappare in mezzo ai campi d'improvviso che erano appostati nelle zone buie delle città. Stando ai dati in mano all'associazione, le segnalazioni di furti riferite allo stesso periodo sono diminuite del 50%. L'obiettivo di Demma è quello di confrontare questi numeri con quelli in mano alle forze dell'ordine in un incontro con prefetto, questore e comandante dei carabinieri. Poter poi vedere se i comuni dove è partita la vigilanza sono riusciti ad avere un abbassamento di questa microcriminalità e quindi vedere se poi in un futuro possiamo anche cercare di capire se i comuni stessi possono intervenire a dare una mano ai cittadini. Adesso parliamo di Pedemontana e di rifiuti, quei 270 metri cubi di materiali inerti che furono scoperti nel 2015 e che furono messi in alcuni sacchi a ridosso della Pedemontana nel cantiere di Trissino, che hanno allarmato in questi giorni alcuni residenti. Allora, per fare il punto della situazione su questa vicenda, il commissario della Pedemontana, colei che sovrintende, diciamo, ai lavori dei cantieri della Pedemontana, sta in questo momento parlando proprio con la stampa per spiegare qual è il futuro di questi 270 metri cubi di rifiuti. Allora sta seguendo per noi questo incontro Carlo Inghilleri. Carlo, raccontaci. Buongiorno a tutti i telespettatori da Trissino, nel Vicentino. In questi minuti è in corso l'incontro della stampa con il direttore della struttura di progetto Pedemontana Veneta, l'ingegner Elisabetta Pellegrini, che si trova nel cantiere dopo il rinvenimento negli ultimi giorni di sacchi bianchi con la descrizione stampigliata del codice dei rifiuti. Alcuni cittadini si sono subito preoccupati perché si trattava di materiale verosimilmente proveniente da demolizioni, interrato su un'area di circa 270 metri quadrati, per 1 metro di profondità, per un totale di circa 270 metri cubi di materiale. Al riscontro delle analisi è emerso che si tratta di rifiuti con basse concentrazioni di amianto e quindi poteva essere avviato al recupero o allo smaltimento in una discarica per rifiuti inerti non pericolosi, ma qualche cittadino poco sensibile evidentemente ha preferito abbandonarli sotterrandoli. Il ritrovamento è avvenuto già il 25 maggio del 2015, quindi ben 4 anni fa, durante lo scavo della trincea della Pedemontana, circa diciamo a nord-est del centro abitato di Trissino. Immediatamente sono stati interrotti gli scavi per avviare tutte le necessarie autorizzazioni prima della rimozione. Il materiale, non essendoci evidenze di potenziale contaminazione in quanto inerte, è stato poi lasciato dove era stato ritrovato e dove si trova tuttora.
L'area è stata recintata, sono stati informati tutti gli enti preposti e nel 2018 il concessionario ha stipulato un contratto per il trasporto e lo smaltimento in una discarica autorizzata. In tal senso oggi si sta procedendo. Ecco perché i cittadini hanno visto i sacchi bianchi. Si sta ultimando la raccolta dei rifiuti che vengono appunto insacchettati, operazione che si completerà in una decina di giorni. E oggi il direttore della struttura di progetto Pedemontana Veneta sta spiegando in modo dettagliato come sono stati ritrovati questi rifiuti e soprattutto come verranno smaltiti. Insomma, si può dire che i lavori per la Pedemontana stanno avendo l'effetto di ripulire il territorio dai rifiuti che nel tempo sono stati abbandonati. Ovviamente ogni rinvenimento va gestito correttamente secondo quanto previsto dalla legge e la Regione da questo punto di vista sta vigilando attentamente. Quindi direi che questa è la situazione. Per quanto ci riguarda vi do appuntamento al TG di questa sera per maggiori ragguagli. Intanto restituisco la linea allo studio. Grazie a Carlo Inghilleri. La cronaca ha del miracoloso l'incidente nel bosco accaduto stamane, poco dopo le 10 a Ponte Alto, alle porte di Agordo, nel Bellunese. Un uomo di 52 anni di Canale d'Agordo che si stava apprestando a ripulire l'appezzamento di suo proprietario è rimasto sepolto nella voragine che si è aperta nel terreno in seguito alla caduta di una pianta. L'albero ad alto fusto, già in precarie condizioni dopo la tempesta Vaia, è precipitato al passaggio dell'uomo. La scena drammatica si è svolta sotto gli occhi del figlio del 52enne che ha chiamato immediatamente i soccorsi. In zona, assieme ai vigili del fuoco di Agordo, è arrivato l'elicottero del SUEM. L'uomo è stato estratto incolume e, sia pure sotto shock, ha rifiutato le cure del pronto soccorso. Davvero un miracolo che sia rimasto illeso questo 52enne. Adesso torniamo a parlare di sanità, il piano della Regione per l'emergenza medici e infermieri. Quasi 1000 posti di lavoro in arrivo per contrastare l'emergenza che colpisce la sanità padovana, che si trova alle prese con la carenza di medici e infermieri che preoccupa anche i sindacati. In realtà la qualità del servizio sanitario rimane elevata in Veneto grazie ad altri strumenti come le assunzioni a tempo determinato e il ricorso a liberi professionisti, specie nei reparti più bisognosi come pronto soccorso, pediatria e anestesia. L'azienda Zero, che sovraintende l'attività delle 12 US venete, sta per dare il via a 2 maxi concorsi per medici e infermieri, uno da 294 posti già pronto e un altro da 415 previsto tra alcuni mesi. Il primo si svolgerà il 5 e 6 giugno, ci sono già quasi 20.000 candidati. Mancano medici soprattutto in pediatria, anestesia e rianimazione, in pronto soccorso e praticamente ginecologia. Queste sono praticamente le specialità che sono maggiormente carenti per un difetto di programmazione nazionale che, ahimè, ora praticamente si fa sentire. Istituto Oncologico Veneto, ULSS Euganea e azienda ospedaliera, cifre alla mano, difendono una situazione del personale che è stabile ma anche in aumento dal 2015. Lo IOV con 180 dipendenti in più, oggi sono 704, grazie anche all'attivazione di 5 sedi operative nuove nella sede di Castelfranco Veneto. L'ULSS Euganea con 3.088 dipendenti e il 2,2% in più, l'azienda ospedaliera con quasi 5.000 dipendenti e con 60 infermieri e 20 medici in più. Mancano specialisti, nel senso che il numero delle borse di studio riconosciute a livello ministeriale per queste specialità purtroppo è inferiore rispetto a quanto reale fabbisogno. Che all'estero i medici abbiano stipendi più alti non è una novità e che la programmazione nazionale riservi poche risorse al Veneto, con sole 500 borse di studio, è un dato di fatto. Poi è la Regione che finanzia altre 90 borse di studio aggiuntive con risorse proprie. In alcune specialità ci sono più posti che medici, come pediatria e pronto soccorso. La vera sfida ora è ottenere dal Ministero più soldi e posti di lavoro. Andiamo dalla Marca adesso, sono arrivati i finanziamenti per rinnovare tutto il sistema provinciale di irrigazione. Ecco la carta che da sola racconta come verranno spesi 20 milioni di euro, una vera e propria impresa, ovvero eliminare tutte le canalette del sistema di irrigazione della Marca. La presentazione nel municipio di Quinto, alla presenza di gran parte dei sindaci coinvolti in una vera e propria rivoluzione della rete pensata, attuata dalla Serenissima nel 1436. Certo l'attenzione per la dispersione dell'acqua del Piave nelle due prese di Pederoba e Nervese a quei tempi di fatto non c'era. Situazione completamente differente oggi, dove nei 60.000 ettari coperti dal consorzio Piave
spariranno le canalette in cemento per far posto a tubazioni interrate che garantiscono non solo perdite vicino allo zero, ma anche quella pressione per un'irrigazione non più a dispersione ma a pioggia. In realtà il Consorzio già sta provvedendo alla sostituzione e questi 20 milioni di euro serviranno per 3 progetti: la rete idraulica di Strana Paese Quinto, la riconversione irrigua di Arcade Nervese ed infine quella di Crocetta e Biadene di Montebelluna, in tutto 270 km di condotte. 20 milioni di euro, una risposta importante per questo territorio, per questa provincia, per tutto il territorio, non solo per l'agricoltura, con un risparmio di acqua importante che va appunto nella direzione di salvaguardare un intero ecosistema che è quello del Piave. Già perché quest'acqua, che non verrà più dispersa, permetterà di mantenere il minimo del flusso del Piave, evitando le secche estive che ogni anno annientano la fauna del fiume. Un progetto partito nel 2014 con 5 anni di burocrazie per ottenere i finanziamenti, uno solo per affidare gli appalti e 2,5 per finire tutto. Così, dopo la corsa romana, per il Presidente è una vera e propria corsa contro il tempo. Ma la Serenissima avrebbe i tempi che voi invece state affrontando per avere il finanziamento? No, io non c'ero ai tempi della Serenissima, per cui io mi auguro che non avesse questo tipo di tempi. Se siamo pronti per il 24 vi stupiremo con effetti speciali, lo ha detto il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia al termine della conference call di Milano Cortina poco fa con le federazioni invernali internazionali in vista della decisione finale del CIO sui Giochi Olimpici Invernali del 2026 prevista per il 24 giugno a Losanna. Non ci sono state domande e questo è un bel segnale, ha aggiunto Zaia riferendosi alla conference call svoltasi al CONI. Abbiamo un bel dossier, sottolineato, che alimentiamo giorno dopo giorno. In questo paese i cittadini vogliono le Olimpiadi e questo bel clima è la cosa più importante. La nostra campagna è rispettosa dei nostri competitor, ha detto, e oggi ho anche ringraziato, ha detto Zaia, ancora una volta il Presidente della Repubblica Mattarella per il suo endorsement ai giochi. Adesso pochi istanti di pubblicità, poi parleremo della Dunata degli Alpini. Rieccoci in studio in diretta alla prima edizione dei nostri telegiornali. Parliamo adesso della Dunata Nazionale degli Alpini, al via da venerdì a Milano, i preparativi ormai quasi alla fine per le penne nere del Veneto, soprattutto della Marca trevigiana. E allora siamo andati alla sezione di Treviso per sentire un po' come fervono questi preparativi, quali sono le speranze per questa adunata importante, perché è la dunata del centenario dalla fondazione dell'Associazione Nazionale Alpini. Sentiamo alcune impressioni. Speriamo innanzitutto che non sia troppo dispersiva, perché Milano è immensa. Speriamo che le persone di Milano non vadano a fare un weekend fuori dalla città, che rimangono lì a raccoglierci con grande entusiasmo. C'è qualche momento particolare secondo lei di questa dunata che vale particolarmente la pena da seguire? Beh, sicuramente in primis il centenario della fondazione dell'ANA, tra l'altro che è nata a Milano, quindi è un motivo in più per partecipare. Treviso a che ora sfila? La partenza è prevista per le 11:20 dell'ammassamento, poi Treviso probabilmente inizierà a sfilare un po' più tardi. E poi ci sarà uno striscione particolare? Sì, quest'anno ricorrono i 100 anni di fondazione dell'ANA e lo striscione approvato dal Consiglio sezionale è appunto dedicato a questo e riporta il titolo 100 anni di sacrificio, dovere, umiltà. Ovviamente seguiremo lo sfilamento del penne nere domenica, la grande giornata dello sfilamento è domenica, la partenza ovviamente della adunata è venerdì, poi c'è sabato e poi domenica e noi seguiremo in diretta tutto lo sfilamento domenica mattina, la grande giornata dunque con gli alpini per la adunata nazionale di Milano. In questi giorni ovviamente vi mostreremo anche i primi giorni di questa grande festa, proprio per addirittura d'arrivo poi per arrivare alla diretta di tutta la giornata di domenica. Adesso lo sport, e lo sport ci parla di una Imoco Conegliano che ieri ha mantenuto la promessa di agguantare lo scudetto, è il terzo scudetto per la squadra trevigiana, il secondo consecutivo. Il fiato sospeso per il tie break, l'ultima palla e poi il palaverde può esplodere di giallo-blu.
È lo scudetto, è l'Imoco che si conferma campione d'Italia, è il terzo tricolore di una storia giovane ma di enorme successo. Coach Santarelli festeggia con le ragazze negli spogliatoi, mentre a Conegliano è tutto un coro di gioia. Novara rende l'onore delle armi con una partita combattutissima, ben più di gara 1 e gara 2. Dopo aver perso nettamente il primo set, impatta, si ritrova sotto e pareggia di nuovo. Solo nell'ultima frazione si deve arrendere alle Pantere, da Volos a Fabris, da De Cruif a Silla, a De Gennaro, tutte grandissime. Sono 3 set persi in tutti i playoff, dimostrazione di enorme potenza, ma non ci si ferma qui. Tra 10 giorni c'è la finale di Champions a Berlino e l'avversaria sarà ancora Novara, con una sicura voglia di rivincita. Ma è difficile contenere queste Pantere che sognano la doppietta per entrare nella storia dalla porta principale. Un altro campione, ma di una disciplina particolare. Parliamo di una giovane studente bassanese che è stato protagonista delle Olimpiadi di matematica. 16 anni, bassanese, frequenta la terza liceo scientifico da Ponte, ha una grande passione, la matematica, quella passione che ha portato Matteo Poletto in Moldavia alle Olimpiadi internazionali, cui hanno partecipato ben 18 paesi, tra cui l'Italia appunto, con solo 6 partecipanti, e in contemporanea, a centinaia di chilometri di distanza in remoto, l'ha visto affrontare le Olimpiadi nazionali di Cesenatico. In entrambe le gare ha ottenuto risultati a dir poco eccellenti, un bronzo nel paese balcanico e un oro secondo assoluto per la prova nazionale. In questa gara sì, sono riuscito a posizionarmi secondo, grazie magari a un po' di fortuna, però grazie anche al lavoro, all'impegno, e è una bella soddisfazione senza dubbio, questo sì. Lavoro e impegno alla base. Sì, quello sempre, perché per quanto dopo uno possa essere bravo di suo, però senza l'impegno non si va da nessuna parte, in niente ovviamente. Però non è finita qui, perché tu tra pochi giorni dovrai affrontare un'altra prova. Sì, tra 2 settimane tornerò di nuovo a Pisa per un altro test di selezione. Insomma, Matteo non si ferma. Cos'è che ti spinge a partecipare a queste gare? Beh, sono interessanti, sono molto, molto belle, e quando c'è la passione dopo tutto viene da sé. Come ti vedi nel futuro? Nel futuro sinceramente non ne ho idea. Matteo è figlio del sindaco di Bassano, Riccardo Poletto, e quando gli abbiamo chiesto come sia stata l'accoglienza a casa, sentite un po'. Felici, contenti, quasi entusiasti, chi più chi meno, alcuni non riuscivano a calmarsi, però tutto bene insomma. Di sicuro questo ragazzo di strada ne farà parecchia, è ancora tanto giovane, ma da lui arrivano parole importanti che rivolge soprattutto ai suoi coetanei. Quando uno è veramente appassionato non serve neanche motivarlo a dare tutto se stesso, comunque in ogni caso secondo me l'importante è dare il massimo, credere in se stessi e non arrendersi mai. Arte e cultura, mentre lo vediamo dalla pagina web della Nuova Venezia, fa discutere la nave bara di 700 migranti che è arrivata alla Biennale ieri, è arrivata ieri il tema dell'immigrazione con Barca Nostra, relitto opera di Christophe Buchel, eccola qui la nave bara dei migranti, mentre appunto la Biennale, comincia la Biennale, quindi è un profluvio di opere d'arte anche provocatorie come queste. A Vicenza si è chiusa la mostra Il trionfo del colore con numeri da record per il capoluogo berico. È stato già
Era la prova d'autore per Francesco Rucco, chiamato a governare gli istinti di Vicenza, gli impulsi dei commercianti che chiedono di ripopolare il centro storico, le ambizioni turistiche della città del Palladio. Una sfida difficilissima per una mostra dal titolo beneaugurante, il trionfo del colore. E trionfo è stato anche di pubblico. La Kermesse chiude dopo 142 giorni con 40.953 visitatori e una media di 270 ingressi al giorno, numeri record che Palazzo Chiericati non aveva mai raggiunto prima. Se la mostra al Pushkin sul Tiepolo, quindi il Trionfo del Colore, era aperta al pubblico, quindi ha avuto 300.000 visitatori in una città di almeno 15 milioni di abitanti, 40.900 per Vicenza, una città di 112.000 abitanti paganti, in questo caso è un risultato molto importante, straordinario. Una mostra che arriva dal freddo con opere provenienti dal Pushkin di Mosca, che a Vicenza era iniziata col freddo il 23 novembre del 2018 e che finisce in un inedito freddissimo 5 maggio. In cambio a scaldarla è stato il pubblico. Si conclude così un esperimento culturale che dimostra come su Palazzo Chiericati si possa scommettere e investire anche in futuro. Palazzo Chiericati sarà un contenitore culturale alternativo, questo è stato un test importante che vedrà anche delle mostre oltre che un allestimento permanente e vedrà dei lavori che porteranno, diciamo, l'ala dell'800 ad essere una nuova ala restaurata con una nuova biglietteria, un nuovo ingresso, una caffetteria, un bookshop con spazi adeguati che oggi non ha. Durante i lavori di restauro a Palazzo Chiericati verrà allestita un'inedita esposizione temporanea figlia del Trionfo del Colore, perché verrà recuperata una parte dell'allestimento della mostra appena conclusa, a cui si aggiungeranno quadri e stampe del Settecento oggi conservati nell'ala ottocentesca del palazzo. Già a partire da giovedì in Consiglio Comunale a Vicenza si comincia a guardare al futuro con il sindaco che promuove uno stanziamento di 350.000 euro dell'avanzo di amministrazione come contributo straordinario per mettere in moto la macchina organizzativa della prima grande mostra in Basilica Palladiana dell'era di Francesco Rucco. Anni 20, una donna moderna, in programma da dicembre 2019 ad aprile 2020. Insomma, il sindaco è sempre più deciso ad avviare un nuovo rinascimento culturale a Vicenza. Si è calato nel ruolo di mecenate come un nuovo Lorenzo De Medici. Sarà ricordato come Francesco il Magnifico? Viviana Dalcin, Movimento 5 Stelle, Luca Saccone dei Verdi, sono questi gli ospiti di questa sera di Ferdinando Avarino a 20:10 dopo il telegiornale di Treviso. Vi lascio adesso le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Aumenta temporaneamente l'alta pressione, dunque bel tempo almeno nella giornata di martedì, perché poi si affaccerà una nuova perturbazione. Ma vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto sarà asciutto e soleggiato ovunque, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Qualche addensamento sui rilievi ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra lo 0 e i 7 gradi, massime comprese invece tra 14 e 19 gradi. Prevalenza di sole anche sul Friuli Venezia Giulia, il cielo sarà sereno salvo per occasionali annuvolamenti sui settori montuosi ma senza piogge degne di nota. Temperature minime tra 4 e 9 gradi, massime comprese invece tra 13 e 15 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, tanto sole ovunque con cielo al massimo poco nuvoloso e con qualche nube a carattere sparso. Temperature minime tra lo 0 e 1 grado, massime invece sui 17 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.